Eh no, perché è il giorno di festa, caspita, oggi, caspita. Festeggiano i cittadini di Due Carrare della zona sud dei Colli Euganei. Festeggia e tira un sospiro di sollievo il proprietario del Castello del Cataio, Sergio Cervellin. È arrivata la notizia tanto attesa. La soprintendenza ha prorogato il vincolo di inedificabilità sull'area intorno al castello, perciò di conseguenza niente più centro commerciale. L'Italia si dimostra un paese che sa difendere la bellezza. Questo è un valore ed è una gioia per tutti, quindi non solo per noi, che ovviamente siamo i primi in questo senso, ma per tutto il paese e un po' per tutti i cittadini. Io ho dormito molto poco in attesa del vincolo, sapevamo che sarebbe probabilmente arrivata oggi la risposta, perché sapevamo che ieri c'era la riunione appunto del Consiglio, e quindi è stata una notte travagliata, però sono con un buon esito, per cui siamo davvero molto felici, una bellissima giornata di primavera. Una giornata che evidenzia il primo stralcio di restauri al castello e di grande soddisfazione anche per i comitati popolari che da oltre un anno hanno battagliato per il no al centro commerciale. Questo dimostra che tutti i nostri sforzi, tutta la nostra mobilitazione è servita a qualcosa e il territorio è salvo e siamo veramente felici. Dobbiamo comunque ringraziare i soggetti politici, gli onorevoli, che hanno fatto una battaglia all'interno del Parlamento assieme al ministro Franceschini, comunque anche chi era all'opposizione come il senatore Endrizzi, l'assessorato della Regione Veneto. E da parte del proprietario del Cataio, Cervellin, un grazie particolare. Anche il vostro telegiornale è stato veramente al fianco, direi quasi nostro, insomma, di tutta la causa nel sostenere e nel dare informazione a tutti. Era importante far sapere a tutti cosa stava succedendo, perché era importante che conoscessero la questione anche per analizzarla e per capire cosa pensarne. Quindi noi ringraziamo moltissimo la redazione del vostro TG proprio per la vicinanza e il sostegno che da sempre, da subito avete avuto nei nostri confronti.